Signori, buongiorno. Oggi prima lettura. Spero vivamente che tutti voi abbiate studiato a casa vostra, sottraendo qualche ora preziosa alle vostre faccende private. È un'opera nuova, dunque facciamo attenzione. Signori, cominciamo dal principio. La dinamica la leggete sulla carta. Attenti violoncelli. L'attacco dei violoncelli è determinante. Debbono contrastare l'irruenza degli ottoni con un sottofondo placido ma robusto. Mi spiego? Avanti, diamo lettura a quest'operina. Grazie alla vostra opera, questa in cui siamo non è più l'Arena di Verona, ma l'Anfiteatro Flavio, detto anche Vespasiano. Statevi bene! Però quanto scoccia sto qua. Fumate? Sì, grazie. Scusa, Caval Moretti, non ho da accendere. Ah, scusa, non ti avevo visto. Come non mi avevi visto? Ti ho dato io la sigaretta. Per una sigaretta me la rinfacci anche adesso. Dai, fuma, fuma. È proprio un gigione quello là. Perché lui c'ha proprio la fissa dei violoncelli. Ti ricordi quella volta con la prova di Mefistofele, mi sembra, quando disse ariosi violoncelli, ariosi! E chi ha pure dell'aria stia a casa e si riguardi o si copra. Lo disse proprio a te, mi sembra. No, lo disse a me, a me. Ma tu non c'eri. Come non c'ero? Non ti ricordi? Ma se non c'eri? Mi chiamo Niccolò Vivaldi, sono musicista, sposato, guadagno di che vivere, ma non sono contento. E la gente, ecco, la gente non si ricorda mai di me. A certe persone sono stato presentato 10, 20 volte. Io mi ricordo benissimo di tutti, ma loro di me non si ricordano mai. Eppure ho un viso marcato, ho una forte personalità musicale, ho temperamento.